passiamo ora a parlare con i nostri ospiti rapidamente. Parto da Sabrina Ross, Gruppo per il Cambiamento. Parliamo della sanità perché ci sono delle notizie molto preoccupanti per quanto riguarda Portogruaro. Si parla di chiusura del punto nascita, quindi in pratica non si nascerà più a Portogruaro, e anche di altre specializzazioni che rischiano in questo momento di saltare. Buonasera, innanzitutto l'ultimo nostro incontro era molto più rassicurante, nel senso che parlavamo di nuovi primari che arrivavano a Portogruaro, di reparti che non sarebbero stati depauperati ma anzi potenziati, e oggi purtroppo apprendiamo dai media ma anche dagli approfondimenti che noi come Gruppo per il Cambiamento abbiamo voluto fare circa la questione sanità portoguarese, che il punto nascita innanzitutto verrà purtroppo verrà soppresso da Portogruaro. Ci sarà un unico punto nascita a San Donà. Questo nell'ipotesi sempre così fumosa di ridurre i costi. In realtà ciò che cosa determinerà? Semplicemente delle fughe terapeutiche verso la vicina Latisana. Già moltissime donne si recano alla Tisana per partorire, comunque per farsi seguire durante il periodo della gravidanza. Il fatto di doversi recare a San Donà non ridurrà i costi ma li aumenterà, perché la nostra regione dovrà rimborsare al Friuli Venezia Giulia le fughe terapeutiche. Ci giunge voce che anche la medicina verrà trasferita a San Donà, mentre rimarrà la chirurgia qui a Portogruaro. Ecco, noi abbiamo cercato di documentarci in questi ultimi giorni in maniera anche molto frenetica e siamo venuti a conoscenza del fatto che non sarà solo la medicina e solo la chirurgia a subire, diciamo, questa settorialità, a diciamo, essere oggetto di ospedali, come si suol dire, Apollo a due gambe, no? Questa espressione che definisce due ospedali della stessa ASL che dispongono di alcune specialità rispetto ad altre. In realtà purtroppo sembra che tutte le specialità mediche si trasferiranno a San Donà, mentre a Portogruaro rimarranno tutte le specialità chirurgiche. Questo sempre nell'ipotesi di ridurre i costi, ma in realtà sarà necessario acquistare più ambulanze, perché è frequentissimo il trasferimento da una specialità medica ad una chirurgica, addirittura quotidiano, e aumenterà il personale, gli autisti, sarà necessario più ambulanze, ovviamente più autisti che le guidino, non solo per le emergenze ma anche per diciamo, le attività rutinarie. O medici a bordo di questi assolutamente, perché molto spesso i pazienti necessitano di essere accompagnati anche da personale medico e paramedico, non sempre possono essere. Rapidamente, in alternativa che cosa si potrebbe proporre? Beh, innanzitutto noi constatiamo veramente con tristezza che negli ultimi 20 anni il peso politico di Portogruaro, soprattutto a livello sanitario, è stato sempre inferiore rispetto a quello di San Donà, quindi subiamo, diciamo, 20 anni di uno spessore politico inesistente nella nostra Portogruaro. Noi proporremmo, purtroppo è difficile proporre qualcosa perché molti di questi tagli arrivano direttamente dal governo centrale, sono stati determinati da Monti. Noi vorremmo dire che non si può tagliare la sanità in maniera lineare, tutte le regioni allo stesso modo, bisogna inevitabilmente determinare quali sono le regioni virtuose e quali sono le regioni dove ci sono innumerevoli sprechi, e sappiamo che purtroppo c'è questa differenza in Italia, ce ne sono numerosissime. Sarebbe sufficiente constatare la mole di lavoro per il personale di una determinata struttura. Noi come Gruppo per il Cambiamento, anche se in questa circostanza abbiamo la sensazione di essere veramente impotenti, continueremo a mantenere alta l'attenzione su questi argomenti. Se sarà necessario scenderemo anche in piazza, perché vogliamo assolutamente far sentire la nostra voce, vogliamo essere vicini a Portogruaro, agli utenti dell'ospedale di Portogruaro e soprattutto, come ho spesso detto nei miei interventi, a tutte le categorie più deboli che risentiranno negativamente di questi cambiamenti. Bene, io ringrazio Sabrina Rosso.